Ben ritrovati cari amici per questo nuovo appuntamento con il meteo. Cosa dire? La saccatura che ha originato dei disturbi su buona parte della nostra penisola in questi giorni si sta allontanando verso oriente, si isolerà appunto sull'area balcanica, quindi si assisterà ad un miglioramento del tempo. Tuttavia si avvicinerà una nuova saccatura alla volta di domenica e appunto per capire questa evoluzione volevo aiutarmi con una mappa circa 5.500 metri, una mappa che ci fa vedere appunto la presenza dell'alta pressione con i colori sul rosso in pieno oceano, un po' in elevazione in pieno oceano, sul Mediterraneo più meridionale Nord Africa, mentre appunto in corrispondenza dell'Italia scende con una nuova staccatura con i colori in giallo, con una curvatura anche delle correnti da sud-ovest. E diciamo che la staccatura normalmente è appunto sinonimo di tempo in peggioramento e noi sembra probabile che nel corso della giornata di domenica ci sia un nuovo peggioramento del tempo, quindi continua questa fase un po' altalenante del tempo. Focus per quanto riguarda il Veneto per la giornata di domenica, quando dopo un sabato di tempo buono appunto anche domenica ci sarà un peggioramento del tempo con delle piogge che arriveranno però nel corso della tarda mattinata e ancor più nel pomeriggio. Direi quindi che dovremo un po' attrezzarci alla volta di domenica per questo peggioramento del tempo. In vista della prossima settimana sarà da tenere d'occhio una ampia saccatura artica che potrebbe scendere di latitudine, anche se sarà un attimo da capire qual è il suo target stabilito. Per ora a te è tutto, se avete tempo e voglia ci sentiamo nel prossimo appuntamento.